Avrà una sua sede il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco. Il direttore Stefano Canazza ha annunciato l'assegnazione da parte del Ministero di un contributo di ben 10 milioni di euro che consentirà la realizzazione di una vera e propria cittadella universitaria della musica. Unico conservatorio assieme al Conservatorio di Pescara che ha avuto il tetto massimo di finanziamento, quindi 10 milioni, e già da subito, entro 30 giorni, dovremo fare l'accettazione del finanziamento e partire con tutta la programmazione di lavori che contiamo nell'arco di un quadriennio di avere appunto la ristrutturazione della nuova sede del nuovo conservatorio. Un'operazione condivisa da conservatorio e comune. Di fatto, quello che si snoderà in 5 anni è un progetto di restauro di una porzione di centro storico, quella compresa tra San Giacomo, Chiostro dei Serviti, Palazzo del Riccati, Casa Pavane e Palazzo Preti. Il tutto a 2 passi da Villa Bolasco, proprietà dell'Università di Padova. La città di Castelfranco in questo modo confermerà una grande istituzione culturale internazionale. Studio, ricerca, ma anche apertura verso l'esterno, visto che la nuova realtà potrà ospitare allievi provenienti da tutto il mondo. Un polo dal quale si prevede di decentrare attività di formazione universitaria della musica nelle future sedi di capoluoghi di provincia, Treviso e Belluno. Una moderna università della musica destinata a fare da volano non solo culturale, ma anche economico per il territorio.